Tsipras è sembrata la persona che potesse incarnare in termini simbolici e in termini reali un percorso interessante anche per l'Italia. In termini simbolici perché è diciamo, il frutto di una cultura che è stata capace anche di innovare. In termini pratici perché è riuscito a raccogliere intorno a una proposta di alternativa alle scelte politiche dei governi che in Grecia si sono succeduti dalla crisi del 2008 in poi, è riuscito a raccogliere esattamente non una sommatoria di partiti, ma una volontà più generale che ha messo insieme partiti, associazioni, comitati. Ed è per questo che a dicembre la sinistra europea nel congresso di Madrid l'ha scelto come candidato alla presidenza della Commissione europea. Dai contatti avuti con Tsipras, la proposta di questa lista, che non è della sinistra europea, cioè non fa parte della sinistra europea, ma sceglie lo stesso candidato della sinistra europea e quindi si pone nella stessa prospettiva politica. Questa lista di cittadinanza attiva, di cittadinanza politica attiva è sembrata sia a Tsipras sia anche agli altri leader della sinistra europea una proposta interessante a cui nessuno negli altri paesi aveva pensato, sinceramente, perché negli altri paesi le liste della sinistra europea che appoggiano la candidatura di Tsipras sono appunto liste di partiti che fanno parte della sinistra europea.